Ce l'abbiamo fatta, Gianmarco. Ja, Ci abbiamo riuscito. abbiamo riuscito. Allora, Gianmarco, Eugenics. Io ho fatto un attimino ieri, abbiamo fatto solo il 2%, Gianmarco. Allora, mi sono permesso ieri di fare sti 2 fight. Ah, ma grande che te... Allora, così ho comprato solo una caramella rara perché qui non c'era un Molto cazzo, bene. non c'era un cazzo di niente. Quindi a sto punto ho fatto la boss fight ieri. Ok. Il problema è che non tirava le bombe in testa come l'altra volta No. e se le auto annullava. No. Però Non le è ho andata fatto un bene. po' di brucio di culo così. Ok. Poi lui mi ha fatto anche tanto male a me in alcuni momenti, ma questo fa parte del gioco. Allora, Gianmarco, noi possiamo o tornare a casa o scendere nelle foto. Che cosa vogliamo fare, Gianmarco? Allora, concretamente, anche per come siamo messi, fammi vedere come siamo messi con i personaggi in generale. Allora, Ho fatto un paio di aggiornamenti e quant'altro. Allora, tipo Bora è andato praticamente. Lui è andato, lei, scusami, solo il tank, ringraziando a Dio Triormina. E al tank gli ho messo stoicità. Se termini il tuo turno con azione di movimento non utilizzate, ottieni più 2 movimenti. Ok. C'era l'autocura, però ho detto allora, dove andiamo? Fogne o a casa e ricominciamo con una nuova squadra? Effettivamente, così facendo, all'effettivo cosa abbiamo guadagnato? Abbiamo 18 di cibo, 68 soldi e poi e abbiamo gli oggetti qualche vari che ci restano. Sì. Può essere anche un buon bottino, forse rischiarcela con così pochi HP e perdere tutto. Facciamo nuova squadra, così abbiamo anche dei gatti così. Io forse farei nuova squadra per fare anche dei potenziamenti Ragazzi, generali con quelli andate in a casa. pensione. Tutti a casa. I I gattini gattini credenti tornano a casa. Almeno così possiamo fare Allora, bel soldo. abbiamo preso anche un po' di cibo, abbiamo preso cose. Ok, devi rimetterli nella casetta così. Allora, ragazzi, tutti dentro. Vediamo se c'è qualcuno che può avere qualcosa. Noi dobbiamo iniziare pure a consegnare. Infatti di età pari o superiori a 5 e non ne abbiamo. No. Poi 5 come lo facciamo a capire? Da cosa si capisce? Se mettiamo qua ci fa vedere l'età. 3, Ok. 2. Quindi li dobbiamo tenere. Aspetta, From, possiamo dare from così. From tu puoi andare. Se no vogliamo far fare una notte di sesso prima per vedere se fanno Sì, qualche cosa? Sì. Ci finiamo la giornata. No, gli ha detto no. No. Ma sono bellissime le musiche ma è tutto bello di sto gioco. Oh, From, ma tu no, ragazzi. No, ma non combattete, porca la miseria. No. Bora è morta però, Gianmarco. No, sì. Ok. Novità del gioco, quindi di notte ci possono anche morire i cuccioli. Questo era appena tornato dalla missione. Porca la puttana. Ehi tu. Certo, abbiamo dei gatti. Lui è Baby lui Jack. era quello della intro. Ok. Per il mio talento sono un supereroe. Certo. Un regalo per te. Ok. Mobile. Jesus Juice, ok. No, ok. In italiano fa un po' strano. Ok, Gianmarco, c'è pure una parte un po' manager. Certo, è finita allora. Forza. Allora. Lattina di bibita gassata, un comfort, influisce sulla frequenza con cui i gatti si riproducono o combattono. Allora, lo mettiamo qua. E c'è il sistema sotto da mettere la vitarella. Sì. Metti vitarella e te lo attacchi allora, dove vuoi. Allora, lo mettiamo qua. Mo però dobbiamo liberarci della carcassa, lo zio. Allora, il fatto è, la possiamo solo buttare o ci possiamo fare qualcosa? Forse in futuro ci possiamo fare qualcosa, però al momento possiamo fare solo così
Baby Jack che vuole? Al momento non accetta Ok. gatti, ma gli andiamo a parlare pure una volta. 5. No, può andare solo qua. Allora. No, aspetta, fermo. Da qui, spazzatura. Quando lo possiamo dare? Quando lo possiamo No. dare? Vedi, non ce li fa selezionare. L'unica cosa, dobbiamo Mi buttare nella dispiace, spazzatura. Allora, tu? Regis, bello questo. Che fa la sua abilità? Pure bello guarda, così bilanciatissimo. Allora, Questo è facciamo forte. così. Tu sei quello di 6 anni, a sto punto. E vedi, ce li fa vedere. Vai da Tracy. Tu vai da Tracy e vediamo tu che ci sblocchi. Certo. P. Marta ha trovato una casa al tuo nuovo felino, donandolo a una famiglia bisognosa. Ok, così aumentiamo lo shop. Torna domani. Ok, va bene. Allora, a posto. Baby Jack. Vediamo. Baby Jack, tu perché vuoi gatti e che tipo di gatti vuoi? Ho paura vuoi? di vedere la nonna, l'ha detto sta cosa, ok, lui vende i mobili. Io oggi ho paura che la nonna di questo non sia molto viva. C'ho pure io sto presentimento qua. Vabbè. Bloccata lì dietro. Sì, tua nonna è morta, ragazzo. Ok, però magari se prendiamo tanti oggetti la nonna si salva, chi lo sa? Sì. Chi lo sa? Infatti, dicevo... No. Certo. Un camion va bene, va benissimo. Allora, ci dici solo che cosa fanno gli oggetti? Che è successo? Che vuol dire? Tu volevi il gatto morto, noi mo l'abbiamo buttato. Rotto, magari ferito? Con le ferite? Ah no, testa fracassata, ok. Il gatto morto c'aveva un pochettino di tutto. Abbiamo forse qualcuno che sì, qualcuno ferito grave che è caduto almeno una volta in battaglia, sì. È un segreto che mi sono appena inventato. Statuetta della sirenetta. Però ci toglie comfort, ci dà stimolazione. Che non c'è spazio per dare più di attrattiva. Oggi questo. Un comfort e un'attrattiva. Tutto buono. Fatto. Per il momento direi tranquillo. Guarda, ti compro pure questo. Tanto al momento i soldi non possiamo spenderli per altro tranne che per il negozio. Tink cosa vuole? Paura. Sì, sì, ma a noi piacciono così. Ok. Ok. Va bene. Ok. Comfort elevato è fondamentale per i tuoi gatti. Basso livello di comfort non solo impedirà la riproduzione, ma può causare un'altra aggressività. Perché avevamo -2 prima. Esatto. Ok, quindi dobbiamo avere un comfort alto. Allora, torniamo a casa. Allora, mettiamo il quadros in alto. Qua, via. Ci abbiamo un 1, 1. Questo ce ne toglie 2, quindi col Kaiser. Siamo in positivo. Allora, qualcuno ferito. Lui lo vedo ferito. Penso lo puoi leggere dal gatto. Sì. Cerca gatti con ferite. Allora, vai. A posto. Che coi mobili possiamo farne di più e più facilmente. Salve. No, al momento no. Non proprio. Non proprio. Certo. Perciò lui si sta spaccando tutte le ossa per essere più possibile. Sì, va bene. Più ne riceverò, più tesori potrò offrirti. Affare fatto. Quindi lui sta tutto sciarmato con dei gatti tutti sciarmati. Sì, lui è Mr. Charm, mettiamola così. Allora, penso possiamo trombare a sto giro oggi. Facciamo un giro di notte e vediamo come così cambiano pure i prodotti. È lunedì 11 giugno e c'è il sole. Ragazzi, tutti andando. No, non ancora. No. No. E poi erano 2 femmine, come te la ingrocchi? Lascia stare. Carattere The Jester.
Ok. Allora, con chi andiamo? Ne abbiamo 4 freschi da mandare così. Scatola 1, 2, 3. No, ci manca il quarto. No, Vabbè. quarto. Questo è il quarto. 1, 2. Dai, No, è sta. sempre questo qua. Ce ne abbiamo solo 3. D'accordo. Ah no, aspetta, 4. Ok, possiamo andare. Ok. Allora, Innanzitutto abbiamo Catra, The Jester, Regis e Shao Kahn. Allora, sì. Giro di forza e distanza. Sean Nathan. 3-7. Sean Ok. Nathan, hai ragione. Allora, 3-7. E tu mi sa che devi fare proprio Vabbè, fermati. Vediamo di prima così. tutti, poi si mettono. No, vabbè, mo stavo ragionando su questo, poi mi tolgo 5, le 4. possibilità da mezzo. Avanti. Ok. Ok, tale e quale. 6-6. Ok. Questa che fa? Paesaggio, trasforma una casella in una Buono. piccola casella Forte. verde. Ok, ottimo. Forte. Allora, quindi abbiamo un 6-6, questo non può fare manco il tank, il resto è bilanciato, questo ci converrebbe farlo attaccante. ok. Tu fai il guerriero. Poi, Sean lui però c'ha Nathan. anche tanta intelligenza. Vero che il ranger consuma un po' di mana, quindi possiamo metterlo ranger volendo. È un 3-10, questo fa male. Questo purtroppo Catra è un po' mediocre. Questo fa magari Però tank. visto che già ci fai questo, Chierico, va bene, vai, me lo posso almeno accordare. così. Lui invece c'ha intelligenza, cosa? C'ha 5 pure là. Dovrebbe un 9. Oppure 9, 5, 3. così. Ti posso dire meglio questo, sì, meglio il tank. Ok. Allora, come oggetti. Allora, partiamo. al tank gli diamo il cappellone. Sì. Abbiamo anche un'altra maglietta. Più uno di scudo volendo al tank oppure al chierico. Ok, poi questo però è utilizzabile, quindi lo possiamo mettere anche dopo. Ok, allora partendo da lui. Allora, mettiamo a categoria. Allora, questa è la mano è categoria anello, per esempio. Allora, abbiamo come equipaggiabili il fungo che però è indossato. Dobbiamo vedere solo chi ce l'ha. Ok, abbiamo libero il Mark 4. Dopo ogni quarto incantesimo lanciato ottieni più 2. Noi non abbiamo maghi però. Incantesimo, oddio, il chierico contano incantesimi le cose che c'ha? Incantesimo curativo? Potrebbe valere, non mi ricordo di come. Facciamo la prova. Però si toglie la. Meglio andare con la certezza. Inizi con un attacco bonus. Questo però sul chierico che cura quei paccheri, oggi è sempre forte. A doppio pacchero curativo è forte. Allora meglio che gli mettiamo questo qua. Abbiamo il marsupio. Metti lo scudo al tank, no, a questo punto. Allora, c'è questo qua con uno di guardia. Poi c'è il cappello e già gli abbiamo messo 1 e 2, quindi c'è sia il cappello di cuoio che la maschera di cuoio. A te ti possiamo dare, Questo si rompe, però ricordati. Questo è quello che si rompe. Diamo a te il marsupio, se ti ci metti in un certo modo. Diamo a te questo. In realtà oggi conviene di più darlo al DPS, lo scudo più una guardia. Sì. Aspetta. Quello sta sempre a distanza. Allora, come oggetti abbiamo il cibo. La mano che fa? Più 2 a forza e al DPS. E dobbiamo mettere l'erba gatta. Questo a te. Questo è quello che purtroppo fa bruciatura. E a te ti mettiamo l'attacco a distanza. Sì. A posto, possiamo andare così. Il resto blante. Cioè, fammi rivedere tutti e 4. Ok. Avanti. Penso vada bene così. Ok. Gli oggetti ce li teniamo per sicurezza. I bacchettoni bizzosi. Bello i bacchettoni bizzosi. Allora.
Eccoci qua. 2 baston abbiamo avuto. Ok. Ed è lo zaino quello là. Allora, salve ragazzi. Allora, c'è un gatto tutto sciarmato, verme, palle poltiglie, ok, sono un po' di nemici, lo zio. È solita combo come ieri, quindi. Il chierico vicino al DPS. Allora, con lui fine turno. Tu sei sputatore, però va bene. Va bene. Ok, parte il tank. Mando davanti. Andiamo verso di qua così ci facciamo fuori quelli là velocemente. È un momento, fine turno. Ah, dobbiamo vedere le passive, lo diciamo, scusate. Allora, quando vai KO per la prima volta in battaglia non subisci ferite, Wow. scusami, e resusciti con metà dei tuoi PS. Perfetto, okay. Perfetto. Okay. Lui ha preso al DPS. Questi chi sono? Amorfo, il suo attacco a distanza crea melma, genera melma quando subisce danno. Mi sa che è meglio ucciderli a distanza questi qua. Allora, mettilo dietro al DPS. Anzi, curato pure il tipo che ha preso il buff. Ma dobbiamo vedere con passiva sua? Controllo degli animali. Ah, però ce l'abbiamo. Possiamo spawnare poi la mosca. Famiglio Puzzone. Francesco. Il famiglio Puzzone. Okay, qua possiamo attaccare. Ci mettiamo qua. Spuz. Sux. E sono comunque 6 di danno. Quello l'occhio che faceva, ricordami un attimo. Concentrazione. Lo dobbiamo usare prima questo film. Noi dopo ci usiamo questo qua. Ok, piccolo cambio. Round 2. Ok, andiamo a pushare. Più che altro possiamo rompere un sacchetto. Allora, aspetta, ci mettiamo qua. Questa che fa? Sforzo. Mi carichi il tocca. Però ti addormenti. Mi sa che tipo forse prendi doppi danni che stai dormendo. Vabbè, facciamola prova. Ricarica. Quindi posso riattaccare e mi posso rimuovere. Però poi quando termini il turno si addormenta un attimo. Quindi salterà il turno successivo. Grazie. Allora, intanto andiamo qua. A posto. C'è masticazione. Ruba vita. Ti curi di 5. Buono sul tank. E c'è pure tu sforzo. La passiva? Ampio carico. Scambi il posto automaticamente. Forte. Però devi essere comunque vicino all'alleato. Allora, tu c'hai scatto sacro, curi un'unità e aumenti una sua statistica casuale. Quindi questo facciamo così, vai. Sopra il gatto rosso. Sta brutto sciarmato. Ok, ha preso più danno dalla distanza, ma va bene così. E a questo punto torno pure indietro e curo qua che è stata ferita. Ok, poi moschina. Puzzol. Dai, puzzone. Questo qua per qua la gittata. Ecco. Stiamoci a togliere uno da mezzo. Faccio tu cazzo, faccio. Minchia. Ma tu sei. I minion sono sempre una garanzia. Esploso. Ok, lui si è svegliato, però si è preso una quantità di danni non indifferente. Allora. Sciarma di così. Cioè, 2 di scudo e 40 di vita. Non posso fare anche così. Abbiamo usato 2 attacchi. Curare gatto rosso? Curare gatto rosso. Spuz! A posto. Vittoria. Vabbè. Tutti con la vita al massimo. Non ci abbiamo messo manco tantissimo. Ok. Meno 20. Devo stare attento all'orario, che se no non ce ne rendiamo conto e succede bordello. Allora, solda sicario.
Evochi un cacciatore di taglie. Però spegniamo le monete. Queste monete dobbiamo accumulare all'inizio. Questo no? però secondo me con una boss fight. Questo può tornare sicuramente utile in una boss. Ok, avvicinamento, attacchi tutto ciò che ti circonda per 3 volte. Non male pure questo, Ti avvicini al nemico più vicino, più sei idiota, più lontano ti muovi. Quindi bassa intelligenza. E lui c'ha 4, però. Bassino. È forte anche però avvinghiamento, Vai. Non male. Allora. Calcola, prima di iniziare dobbiamo fare pure un attimo la pausa. Sì, noi per 10 minuti dobbiamo staccare e poi ci prepariamo per il resto. Una pila gigante di pellicce di gatto. Come stai? Esamina. Niente. Almeno si può curare, perché vediamo di fare almeno il prossimo combattimento. Desgattrice lo zi, bellissimo. Rallenta l'unità, contrattacca quando viene colpita. A distanza. Rompo proprio Lucazzo, vabbè. Allora. Mettiamoci nella cacchina. Tu ricordati che ti puoi creare la zona per avere la schivata, Ok. Facciamo stesso adesso. Via. Solo che poi devono crescere, giustamente. Oh, inizio, buonasera. Buonasera, tutto caro. Bene, tutto bene. Ci prepariamo allo state of play. Finiamo quest'ultima manche e poi stacchiamo un attimo per riattivarci subito per lo state of play. Allora, tu al momento ti fermi. Basta. C'è la pulce. Saliamo di qua. Ci mettiamo in posizione. Perfetto. Forse stasera ne vediamo delle belle. Forse. Io stasera godo, mi sa, La dico. Stasera mi sa che c'è il godol. Allora, queste sono una rottura di coglioni. Vabbè, vai. Abbiamo un super tank, cioè stavolta. Ok. Allora. Ci possiamo mettere qui dietro di lui. Ti curiamo un pochettino così. Noi non serve curarci. Allora, tu mo devi iniziare a darti un pochettino da fare. Fai prima la cecchinata. Qua se ne occupa lui. E ti lanciamo qua. No. E il gattino ci saluta. Quello lì col topo, se non mi sbaglio, è Tales of Iron. Se non mi sbaglio. Sì. È quello lì del Topolz. Dovrebbe allora essere. Sì, perfetto, sì, grazie. Ok, grazie. Qua abbiamo finito. Secondo round. Questi rompono veramente tanti coglioni, Ma allora, noi ci avviciniamo. Purtroppo stendiamo l'altro gattino. Ciao gattino. Ma oggi l'hai fatto scoppiare. L'abbiamo fatto un attimino scoppiare. Allora, iniziamoci a creare un po' di erba qua a terra. Questo giustamente è sempre vicino. Su Switch 2 è veramente figo. Si sta, segue un gioco abbastanza. Mi sono ricominciato Hollow Knight su Switch 2, mamma mia. Non mi sta facendo dormire. Allora, mo si incazza lui e è finito. È vero, noi abbiamo anche fatto degli attacchi alle spalle. Sì. Allora, te c'è 5 di energia, quindi dobbiamo fare un attimino. Prima curetta, seconda curetta. Uno a te. A posto. E col movimento non riusciamo a prenderci manco dei soldini, però vediamo di avvicinarsi qua. Esponiamo moschettina qua. A posto. Signora mosca gentilissima. E anche lui la può evocare. Perché? Prima non ce l'aveva. Perché non ce l'ha? Non è levellato. Non lo so, Gianmarco, non ci facciamo domande. Va bene così. Espona sto punto, affanculo. Via, vai. Two Mosk is magic one.
No, come console la Switch 2, devo dire la verità, mi sta piacendo molto. Che scappi adesso? È scappata. Però penso che se riusciamo danno ricompense Aspetta. buone, forse. Che cos'è quattato? No? Erba gatta. Va bene, ma ci su. Non ci C'hai riusciamo l'abilità ancora. Puoi fare il movimento. Una leccata al culo ha sempre fatto bene a tutti. Dipende dal culo e dalla motivazione. Attenzione, buon suave. L'azione furiosa che ti fa rifare il movimento. Possiamo provare ad attaccare. Allora, innanzitutto 4 ce li abbiamo. E le mobilizzi. Fermati qua. Non ti muovere. Non ti muovere. Ecco qua. A posto. Non ho detto, non ti muovo. Ok, Reagan, preparati. State of play a breve. Allora, stasera salviamo soltanto. Level up the Jester. Questa è un'attiva, quindi un'abilità. Allora, salti su una roccia facendo esplodere inficidando le spedizioni. Non male questo se veniamo accerchiati. Respingi 2 nemici. No, ma sono tutte e 3 forti le prime. Sono tutte forti. Ragioniamo un attimo. Forse io sono per il rotolamento. Ah, tu addirittura sei per il rotolamento. 3 caselle allora di distanza. Vai. Rotola e penso faccia pure forse un pochettino male. Il problema di Switch è solo il costo dei giochi. Ah, se dopo vi devo dire delle cose pure riguardo il negozio, mannaggia la miseria. Allora, un attimo che stacchiamo la live, mi sistemo alcune cose. Massimo 5-10 minuti al massimo e torniamo. Ci seguiamo lo state of play, ci godiamo un attimino la situazione che forse si è parlato di Kingdom Hearts, ma così, tanto chi riesce sempre a me, oramai a questo punto. Poi anche per questa cosa dei prezzi Nintendo ci sono delle novità in merito. Ci sentiamo tra poco. Se trovo il pulsante, perché sennò poi c'è un attimo un problema. First they ignore you, then laugh at you and hate you. Then they fight you, then you win. When the truth dies, very bad things happen.